È fondamentale che siano dati poteri straordinari e col modello Morandi per fare le opere, con tutti i controlli del caso, con tutte le verifiche, ma se vogliamo avere le Olimpiadi con una macchina assolutamente rodata per il 2026 dobbiamo accelerare e correre moltissimo. La vera Olimpiade inizia ora soprattutto sul fronte delle infrastrutture, tanto il presidente del Veneto Luca Zaia ha ribadito al capo dello Stato Sergio Mattarella accanto ai colleghi delle regioni e province autonome e ai rappresentanti del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, accelerare quindi sulle opere sportive viarie come le varianti di Longarone e Cortina, le priorità rappresentate al Presidente della Repubblica nel pomeriggio al Quirinale, massima l'apertura di Mattarella. Assolutamente disponibile, e ha ricordato quei giorni fatidici, ormai sono passati quasi 2 anni da quel 24 giugno 2019 e ci ha dichiarato la totale piena disponibilità ad accompagnare il processo. I tempi certamente stringono, è stata anche l'opportunità e l'occasione per ricordare al Presidente che c'è fretta e che quindi tutto l'iter amministrativo deve seguire certamente delle procedure velocizzate. Istituzioni locali che hanno anche ribadito di voler andare avanti con la nuova pista da bob sulla quale da tempo si è aperto un fronte polemico. La pista di bob da un lato va ricordato che parte integrante del dossier, il dossier è stato approvato con la pista di bob. Sarà nostra cura farne tutte le verifiche, la sostenibilità economico-finanziaria oltre che sportiva, perché è l'ultima cosa che vogliamo realizzare una cattedrale nel deserto. Per ora resta nel nostro dossier.